Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma ho avuto qualche piccolo problema tecnico di connessione dal momento che sto nuovo e diverso dal solito. Attendo qui che vi colleghiate per la diretta consueta del venerdì e insieme per le risposte delle sibille. Come state? Com'è? Tutto bene? Questa volta sono a Torino. Ciao Tiziana. Buonasera, buonasera cara. Buonasera a tutti. Allora, questa sera, ciao Anna, grazie, buonasera anche a te. Bene, allora, mentre aspettiamo, ciao Alessandro, ciao Samantha, ciao Antonio, ciao Laura, Nico, buonasera a tutti. Allora, mentre aspettiamo insomma che anche altri amici ci raggiungano, vi ricordo al solito che gli appuntamenti con le dirette sono il martedì e il venerdì dalle 20:30 alle 21, che comunque quotidianamente abbiamo degli interventi e mh, eh, degli scambi sui nostri gruppi Facebook, dei quali trovate il link in descrizione, ma se ancora non siete iscritti, si tratta dei casti sacerdotali e poi magie, sibille, tarocchi, radiestesia. Potete questa sera in questo spazio rivolgermi una domanda. Mi raccomando, quando ponete la domanda dovete dirmi, oltre alla domanda ovviamente, anche il nome e la data delle persone interessate. Se vi fa piacere, vi rispondo in diretta al numero 347 8702 622. Dunque, se volete, appunto, potete usare anche questo canale, il canale della diretta. Allora, diversamente mi potete scrivere sulla chat al vivo se magari non siete liberi di parlare, ma volete comunque una risposta. Ecco, fatte le dovute premesse, vedo che c'è già una domanda, dunque. Ah, bene, c'è una domanda in diretta, dunque diamo priorità. Pronto? Pronto, ciao. Ciao. Sono Samantha. Ciao Samantha, ben trovata. Allora Samantha, la tua domanda e la data. La mia data è 26/4/71. Ok. E quello che volevo chiederti, se vedi un cambiamento nella mia vita sentimentale. Io in teoria aspetto un incontro, non so se ci sarà. Ok, allora guardiamo questa cosa. Va bene. Grazie. Samantha. Allora, mescolo le carte, poi mostro chiaramente la stesa che potrai rivedere tramite il video della diretta che resta sul canale. Sì. Grazie comunque. Figurati Samantha, è un piacere. Allora. Allora, al taglio abbiamo Gran Consolazione e Messaggero, dunque è già, come dire, un'apertura favorevole che fa capire che questa cosa è stata costruita, diciamo così, tramite probabilmente qualche chat, qualche social, comunque non di persona, no? Sono scambi che sono avvenuti online o comunque tramite i mezzi di comunicazione. È qualcosa che state comunque costruendo, come dire, alimentando da un pochino. Allora, vediamo un po'. Nel passato vedo che comunque c'era stato qualche, non so se con questa persona, ma non credo, comunque c'erano state altre cose, però niente di particolare, vedo appunto malinconia perduto. Insomma, andiamo avanti. Al presente questo corteggiatore si direbbe comunque molto audace, ma nello stesso tempo c'è un
una qualche forma di preoccupazione. Comunque compare la carta dell'ammalato, del dottore e della gelosia. Dunque, sebbene ci sia appunto la persona coinvolta o comunque che si è dichiarata e si è aperta, però sussiste qualche forma di preoccupazione e probabilmente anche qualche tratto caratteriale che sarebbe un pochettino da correggere. Probabilmente non so chi dei due, però c'è un po' di gelosia, diciamo come dire, dei sentimenti contrastanti. Comunque, da cosa vedo, nella tua attualmente intorno a te o c'è una figura, legata alla medicina, o comunque qualcuno che è un dottore in qualcosa, una persona oppure si prende cura di te o degli altri, comunque non è una sola persona e nel futuro vedo altre 3 figure avvicinarsi a te. Per quanto riguarda comunque te, dal punto di vista sentimentale, ti mostro queste carte, che sono quelle di chiusura, e ti assicuro che ci saranno molte occasioni fortunate e starai bene. Adesso io non so dirti quale figura sceglierai tra quelle che vedo comparire qui nel tuo prossimo futuro e ci saranno verso primavera più di una persona che ti girerà intorno e comunque starai bene perché la stesa finale è molto positiva e dunque direi che andrà tutto bene, di non preoccuparti dal punto di vista sentimentale, qualcosa si muoverà e anche nell'arco di breve tempo. Va bene Samantha, un abbraccio, buon proseguimento di serata. Grazie. Grazie, un abbraccio anche a te. Grazie, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Eccomi, allora continuiamo con le domande che trovo qui sulla chat. Vi ricordo comunque che se arrivano chiamate do priorità alla telefonata. Dunque, Anna Maria. Anna Maria, ciao Ilde, venderò la casa di Via Giardini 13 gennaio 1960. Vediamo subito. Vediamo il taglio. Allora, c'è qualche contatto e forse anche qualche appuntamento in arrivo, se già non è stato organizzato, comunque li vedo arrivare. Allora, ascolta, già vedo un pochino. Nell'immediato non vedo molte cose, vedo delle occasioni che sfumano, come se in fondo ci fosse qualche aspetto legato alla casa che è da sanare o comunque da sistemare. Probabilmente sono persone che si avvicineranno e che si faranno avanti, ma che comunque tireranno a trattare sul prezzo e anche parecchio, perché vedo appunto gelosia mercante, dunque non sarà subito che riceverai un'offerta, diciamo, più corretta, anzi nell'immediato vedo parecchi ostacoli. Nel prossimo futuro più persone e nel prossimo futuro, quando dico così, intendo sempre nell'arco di un mese e mezzo, diciamo 2 mesi, vedo delle figure girare intorno, qualcuno sarà più interessato di qualcun altro, infatti ci saranno molti contatti, anche questa carta lo conferma. Diciamo che nell'arco di 6 mesi dovresti ricevere un'offerta un po' più valida, questo si direbbe proprio che sia un preliminare di vendita. Dunque, per quel che riguarda la tua domanda, direi di sì, devi avere un po' di pazienza, comunque si interesseranno molti e cerca di risolvere qualche impiccio burocratico che vedo nell'immediato. Bene, proseguiamo. Adriana, ciao Lucio, 1 agosto 1966, cosa vuole da Titti? 26 gennaio 59. Vediamo subito cosa vuole questo Lucio da Titti.
Vediamo il taglio. Allora, prigione e fedeltà. Qualcuno che è bloccato su una cosa, forse una vecchia relazione. Mi metto di qua che c'è più spazio. Allora, abbiamo detto Lucio da Titti. Allora, quest'uomo, questo Lucio direi che era comunque un uomo solo, viene addirittura la carta del vedovo. Ovviamente non so se in questo caso è possibile interpretarlo alla lettera, a volte mi sorprendono dicendomi proprio le cose alla lettera, altre volte intendono qualcosa di più figurato. Comunque un uomo che ha avuto comunque ha avuto un qualcosa che si è chiuso, nonostante ciò si è, come dire, innamorato, comunque si è coinvolto e si è anche fatto avanti. Come vedi qui c'è amante, speranza e conversazione. Dunque è qualcosa che lo ha fatto, come dire, ehm, tornare alla vita o che gli ha dato di nuovo la speranza di poter vivere qualcosa. Ehm, diciamo che al presente, c'è qualche piccola, perplessità o qualche cosa che impensierisce e, per il quale probabilmente, o cerca conforto oppure diciamo che si rapporta con questa persona che si chiama Titti, ehm, appunto, vedendo in lei una persona che gli può stare accanto, che gli può dare dei buoni consigli, che lo può aiutare, diciamo così, a, superare magari un periodo anche duro, magari, vede in questa figura una persona che, gli può dare queste cure, queste attenzioni. In effetti, domestico, donna maritata, e questa carta che sempre indica un grande cambiamento, può indicare che, lui vede in questa persona appunto una forma di stabilità, però, ehm, qualcosa andrà a modificarsi prossimamente. Diciamo che già nell'arco di 2 settimane, 1 mese, ci dovrebbe essere qualche cosa probabilmente legata anche a questioni lavorative o economiche. Vedo appunto, che c'è del pensiero, c'è un qualcosa che, non è una cosa vissuta, qualsiasi cosa sia che voglia da Titti, non è una cosa vissuta di pancia, ma è un qualcosa comunque ragionato, okay, dove c'è dietro, un atteggiamento insomma di bilanci, è una persona che, comunque guarda, ai suoi interessi, ma non negativamente, attenzione. È comunque una persona che ha un certo carisma e ci sa fare, è affascinante nei modi. Allora, diciamo che, è possibile che o proponga un cambiamento, che però sarà molto dibattuto inizialmente, non sarà vissuto, in modo, come dire, questo cambiamento farà parlare, però vedo comunque che si arriva a una felice conclusione. Ci sarà comunque accordo fra questo, come che si chiama già, Lucio? E e Titti. Vedi? È un qualcosa che comunque sarà favorevole, positivo. Qualsiasi cosa sia che questo Lucio proponga a Titti, comunque, sebbene farà discutere, farà parlare, sarà comunque una cosa positiva. Credo comunque, dal tipo di carte che vedo, che, la questione sia di carattere sentimentale, sebbene ci siano sfumature
di natura economica, cioè c'è anche questo, viene considerato anche questo nel rapporto. Allora, Laura Rouge, 20 marzo 81, pesci, le sibille, cosa mi consigliano? Cioè come devo comportarmi con Pasquale, 24 settembre 88. Bilancia, grazie. Allora, Laura e Pasquale. Vediamo un po'. Allora, il taglio parla di qualcosa, un pensiero, un qualcosa che ti spinge a restare in attesa, come se in fondo pensi che valga la pena attendere. Allora, da cosa capisco, per quel poco che posso estrapolare nella domanda e dalle date, capisco che c'è stato sicuramente non dico un amore a prima vista, ma comunque un'intensa passione con alti e bassi, e qualcosa che fa preoccupare un pochino è la differenza d'età. Ma questo preoccupa più che altro te, perché vedo che magari non ci fai caso o non pensi di preoccupartene, però in certi momenti la percepisci e percepisci anche questa necessità di prenderti cura di questa persona, che comunque non sempre è chiara nei tuoi confronti. Cioè si capisce che è coinvolto, però è un coinvolgimento che non sempre ti lascia presagire un qualcosa di più profondo, perché a volte ti nasconde delle cose, lo farà ancora, e non sempre è trasparente nella sua comunicazione. Però, sai, gli incontri ci saranno, la cosa andrà avanti e saranno incontri comunque molto, molto riservati, molto privati, però c'è qualche altra persona, anche più avanti comparirà un'altra figura. Dunque, insomma, ti consiglio di rifletterci bene, pensaci bene, le carte ti suggeriscono questo, di non lasciarti trasportare solo dalle emozioni, perché non è una persona sempre trasparente. Allora, vediamo un pochino, intanto ciao Maria, ciao Perla. Allora Alessandro, non conosco ancora la persona in questione, ma si può fare la seguente domanda: la persona con cui ho parlato oggi su Telegram è stata sincera? Si può andare avanti nella conoscenza? Allora Alessandro, io ti risponderò più avanti però, quando mi scriverai anche, se possibile, almeno il nome di lei e la tua data, perché almeno io così aggancio una qualche scia. Per il momento mi è quasi impossibile risponderti così. Però scrivimi, così appena trovo i dati che ti ho chiesto rispondo a te, perché per ordine di arrivo hai precedenza. Allora, Perla, 2 agosto 74. Acquisterò una casa congeniale alle mie esigenze ad un prezzo conveniente. Vediamo se nel prossimo periodo, Perla, riuscirai in questa cosa. Ciao Claudia, ciao Giada, Zameina, ciao, Grazia. Allora, vediamo un pochettino la casa per Perla. Allora, il taglio messaggero bambino, abbiamo sicuramente l'inizio di una ricerca. Allora,
dovendo interpretare queste carte proprio con la chiave di lettura data dalla tua domanda, cioè legata all'argomento casa, devo dire che nella linea del passato ci sono delle carte particolari, perché c'è intanto la primissima carta apre un po' male, nel senso che parla di disgrazie, e poi si riprendono. Dunque è come se, o incidente, insomma, comunque come se legato all'argomento casa ci siano degli episodi un po' forti, però questo non ha impedito di stare e di vivere serenamente e di godere appieno i benefici di questa casa. Ma vediamo nel futuro c'è il cambiamento, perché tutta questa stesa, questa fila che parla di amante, gran signore, viaggio e bambino, parla proprio, ovviamente dobbiamo interpretarlo legato all'argomento della casa, dunque direi che parla proprio di un contatto entusiasmante con qualcuno che si occuperà e che ti proporrà delle cose. C'è un cambiamento e c'è l'inizio. Dunque, tra l'altro c'è anche una ricerca che raccoglie, cioè hai delle consolazioni, troverai secondo me già molto presto metterai gli occhi su una casa che ti colpirà più di altre. Probabilmente, non voglio esagerare, ma forse sarà quasi la prima o giù di lì che vedrai e dovrai cogliere veramente l'occasione al volo, essere molto tempestiva e secondo me con una trattativa con un uomo bruno, la trattativa andrà bene, vedo allegria e vedo amore, secondo me sì, nell'arco dei prossimi 6 mesi, se tu vorrai, la casa la trovi e sarai anche contenta dell'esito. Allora, andiamo avanti, vediamo se Alessandro ha scritto. Alessandro, sì, senza il suo nome non si può vedere, comunque la mia data è, sì, vabbè, basta che almeno la tua data, 28 giugno 97. Allora, Alessandro, vediamo se la persona che hai sentito oggi su Telegram è favorevole per te, vediamo un pochino. Allora, vediamo il taglio è positivo, c'è possibilità di... Vediamo cosa dice. Allora, beh, nell'insieme non sarà male. La persona che hai sentito oggi su Telegram è possibile che appunto ci sia anche una certa piacevolezza nelle vostre conversazioni e che continuerà a piacerti scrivere e forse sboccerà anche un sentimento, però ti devo dire che nel prossimo periodo, nonostante i primi contatti molto positivi, cominceranno a esserci delle cose che non andranno proprio benissimo e forse anche una discussione parecchio accesa, una grande incomprensione. Però direi che poi la cosa dovrebbe in un certo senso rientrare, però non la nel lungo termine non la vedo un granché. Secondo me è quelle cose che partono molto bene e poi dopo vanno un pochino a scemare, anche piuttosto in fretta. Non vedo grandi cose, mi sembra di vedere degli ostacoli che verranno fuori abbastanza in fretta. Allora, poi vediamo la domanda successiva. Giada, ciao, io chiedo una stesa di pubblico interesse, ovviamente se si può, sulla diffusione del virus in Italia in generale, grazie. Ah, boh, proviamo, però io mi ricordo sempre che le domande legate alla salute
poi per una cosa così importante, però proviamo, vediamo cosa succede in Italia con questo virus, se riusciamo a vederlo, almeno nel prossimo periodo. Devo dirvi che qui oggi in aeroporto misuravano la temperatura a tutti i passeggeri quando siamo atterrati, uno ad uno ci hanno messo in fila e controllavano con un apparecchio a distanza, nemmeno si sono avvicinati, erano tutti bardati, comunque vabbè, dettagli, diciamo che è giusto, ci sta anche che facciano i dovuti controlli. Allora, dal taglio, messaggero lettera, dunque direi che se ne fa un gran parlare, più di così non potrebbero dire. Ma se devo essere, rispetto a quello che vedo, io penso che la cosa si sgonfierà nel prossimo periodo. C'è, diciamo, un po' un cavalcare un'onda, c'è il ladro, c'è la prigione, di sicuro ci sono degli elementi che fanno capire che alcune cose non vengono dette del tutto e altre vengono proprio bloccate. Però non lo so, non mi sembra di vedere carte drammatiche. Certo, ci sono informazioni preoccupanti, vedete delle notizie che portano dispiaceri, però provo a girare altre. Beh, le carte che seguono sono tutte favorevoli, francamente non vedo, certo, ma è normale che monteranno dei casi, ci dobbiamo attendere anche questo, però non lo so, prendiamola come un gioco, del resto è un gioco questo che stiamo facendo. Allora, vediamo, Tiziana, vorrei sapere questa amica se è sincera con me. L, 7 gennaio 65, la mia data invece è 25 febbraio 69. Allora, vediamo se questa amica di Tiziana è sincera con Tiziana. Questa è l'ultima, ultima domanda, vi ricordo alle persone a cui non ho potuto dare una risposta di tornare a trovarmi martedì sera, sempre tra le 20:30 e le 21. Per chi vuole può chiamarmi al numero 347 8702 622 in diretta sempre in quegli orari. Chi vuole invece un consulto privato può prendere appuntamento con me tramite WhatsApp. Vi ricordo che un consulto dura un'ora e costa 20 euro, dunque se vi interessa sono a disposizione. Vediamo bene quest'ultima domanda, Tiziana e la sua amica, se è sincera. Allora, dalla stesa vedo un cambiamento di comportamento, qualcosa che allora, diciamo che ci sono carte che parlano di alti e bassi nella vostra amicizia, probabilmente in passato tra l'altro avete avuto qualche incomprensione legata a una persona, magari vi è piaciuto un uomo a entrambi, non lo so. Diciamo che è possibile che ci sia stato un fermo o comunque che una abbia detto all'altra delle cose e poi vi siate chiariti. Comunque al presente una delle due incoraggia l'altra e comunque c'è un segreto c'è, Tiziana. È un segreto c'è, che è nuovo, non è da tanto, però qualcosa che non ti ha detto, ma non vedo cattiveria perché non ci sono carte negative, probabilmente
non sa se può parlarti di questa cosa o non ha il coraggio di farlo, non lo so. Ad ogni modo le prossime carte sono favorevoli, perché vedo che comunque c'è buon accordo fra voi, siete anche legate, vedi? Ci sono queste 3 carte molto favorevoli, anche la consolante sorpresa, comunque è un'amicizia che, ti porta dei momenti di buon dialogo, reciproca comprensione, sostegno. Guarda però che è possibile che più avanti qualcuno cerchi di, allontanarvi, va bene? Dunque tieni conto che non tanto lei, ma qualcuno che non è proprio, intorno a voi, qualcuno che riguarda anche voi, al di là del vostro rapporto, forse è più probabile che sia un uomo e che, creerà una competizione fra voi. Bene cari amici, io vi ringrazio per essere stati sì, ho il suggeritore fuori campo questa sera. C'è il Marietto che mi ricorda di dirvi di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano, di iscrivervi anche al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto. Grazie per la vostra compagnia e mi raccomando, se non sono riuscita a rispondere alla vostra domanda, potete tornare martedì, sempre tra le 20:30 e le 21 per le dirette con la stesa gratuita. Se invece vi interessa un consulto privato, vi ricordo che un consulto dura 1 ora, perciò a voglia domande e costa 20 €. Io sono comunque sempre a disposizione, abbiamo dei canali ufficiali dove ci possiamo comunque tenere in contatto ogni giorno e dunque non esitate a iscrivervi sia ai nostri canali YouTube, sia ai gruppi Facebook, al gruppo su Telegram dove ogni lunedì tra le 20:30 e le 21:30 condividiamo serate a carattere esoterico, dunque parliamo e spieghiamo delle cose. Dunque carissimi, vi auguro un buonissimo fine settimana, un buon proseguimento e noi ci sentiamo dunque martedì sempre con la diretta. Un grandissimo abbraccio a tutti dalla vostra Hilde, grazie ancora e a presto.